Altro che travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di vermiglieriana memoria. Qui il teatro della passione sfrenata non è un'isola deserta, ma una strada del centro di Agordo, lungo l'isola pedonale. Le immagini girate da un passante hanno fatto il giro delle chat e sono arrivate allo smartphone del direttore di Radio Più, Mirko Mezzacasa, che le ha pubblicate. Nel video di poco più di 30 secondi si vede la coppia semisvestita sui San Pietrini di Via Carrera, apparentemente incurante del fatto di trovarsi in un luogo pubblico, nessun tentativo di interrompere l'atto nemmeno di fronte a un passante. Un episodio che ha attirato l'attenzione soprattutto per il contesto, non una spiaggia lontana da occhi indiscreti o una radura nel bosco, ma una strada cittadina dove chiunque può trovarsi nell'imbarazzante ruolo di spettatore. Il video è diventato rapidamente oggetto di commenti e condivisioni. Una vicenda che, al di là dell'ironia e del richiamo cinematografico, riporta al centro una domanda molto concreta: dove finisce la libertà dei singoli e dove comincia il rispetto per uno spazio condiviso?